Sono qui con Marco Zanfi. Marco, è stata una partita intensa, avete vinto per 4-2, però insomma te la sei vista brutta più di qualche volta lì davanti, no? Sì, sappiamo che questa è una squadra che è veramente tosta sotto porta, hanno tante opzioni, sono giovani, veloci, e quindi infatti i nostri precedenti risultati danno sempre ragione a loro e non di poco. Quindi la sentivamo particolarmente, siamo stati duri fino all'ultimo secondo e penso che ce la siamo meritata. Montecchio che sta consolidando il quarto posto in classifica, te lo aspettavi a inizio stagione anche con quella Coppa Italia, insomma, giocata così così? Ma sapevamo che l'inizio sarebbe stato un po' macchinoso perché è squadra nuova da rodare, sapevamo che sarebbe stato questo il periodo in cui avremmo iniziato a ingranare le marce giuste. E gli obiettivi della stagione sono quelli, quindi non mi stupisco. Mi stupisco però del nostro campionato, che quest'anno io non l'ho mai visto così, siamo veramente tutte molto vicine, un attimo sbagliare 2 partite e ritrovarsi in zona retrocessione, quindi testa allerta e una partita alla volta. Che poi vince sempre chi segna un gol in più degli avversari. Cosa vuoi dirmi di Nahuel Calvo, che anche oggi ha fatto una doppietta, insomma è arrivato a 24 gol stagionali in campionato. Nahuel, come la squadra, ha iniziato a ingranare, quindi sono contento perché si sta disimpegnando veramente bene ed è la nostra buona pedina, soprattutto oggi che eravamo con l'assenza di Davide, avere qualcuno insomma, che ti tiene alto il ritmo e anche sotto porta dalla sua serve in questo campionato. Bene, io ti ringrazio, ti lascio andare a fare la doccia e a festeggiare. Grazie! Buonasera.